Vogliamo interpretare i sentimenti dei veneti più profondi, però in un clima di apertura, di inclusione e non esclusione, e quindi cercando di portare avanti un racconto ai veneti, che è diverso da uno slogan dato in pancia ai veneti. Noi dobbiamo ritornare a essere nazional-popolari per distinguerci dai nazional-populisti. Il PD Veneto riparte dall'essere ancora più veneto. Nella sede regionale di Padova annuncia un nuovo coordinamento che terrà costantemente in contatto il partito con gli eletti veneti sia a livello locale che nazionale. I parlamentari mi hanno dato questo incarico di coordinare il gruppo e quindi su questo noi faremo delle riunioni periodiche con il segretario, con il capogruppo in regione Fracasso e con i nostri amministratori. Nella scorsa legislatura sono stati commessi diversi errori, ammettono nel PD, sostenendo anche come però nel 2011 il Paese fosse molto più in crisi e in complesso l'attività di 5 anni di governo sia stata positiva. I governi del PD hanno consentito di uscire dal baratro, hanno messo in sicurezza il bilancio del Paese e hanno consentito l'inizio della crescita. Questo non vuol dire che errori non siano stati compiuti e che tutto sia risolto. Abbiamo però deciso di ripartire dal Veneto e dall'attività parlamentare del Veneto, creando una squadra, un team che lavorerà unito grazie anche a quegli incarichi che siamo riusciti a ottenere come parlamentari veneti. Dunque si riparte dal Veneto, mantenendo richieste ed esigenze venete al centro dell'agenda di un partito che intende dialogare col territorio, accentuando la propria identità e le proprie specificità a livello locale. In questi anni, se le imprese anche sono cresciute, ma non tutte, certamente i lavoratori non hanno visto grandi differenze nelle loro buste paga.